avvolti dalla nebbia di 7 secoli di storia, affiorano fino a noi fatti misteriosi e lontani. Un bimbo caduto nell'acqua bollente e risanato. La madre aveva distolto la propria attenzione per ascoltare la parola di Dio. Una donna, presunta infedele, viene ferita a morte dal marito. Il sincero pentimento dell'assassino ed il ricorso al santo la riportano alla vita. Il cuore dell'avaro, divenuto cosa tra le cose, trova nel forziere del ricco, sradicato dal corpo, una più giusta collocazione. Un giovane maltratta la madre, la percuote violentemente. Pentito, si taglierà un piede. Antonio, colpito dalla penitenza, lo risana. La minaccia di un temporale incombente viene allontanata per consentire un suo sermone. Una mula si inginocchia davanti all'Eucaristia e rifiuta la biada dell'eretico sfidante. Uomini, animali, cose propongono la figura di Antonio calata nel quotidiano. Discutere sulla credibilità del fatto prodigioso non ci pare la via giusta. Certamente qualcosa di straordinario è veramente accaduto e la devozione e l'affetto dei cronisti hanno contribuito a dar corpo a fatti prodigiosi, situazioni e insegnamenti del santo. Ma il prodigio più grande è l'enorme seguito che la sua eloquenza carismatica sapeva suscitare. Di certo c'è un uomo di nome Antonio che realizza il suo sapere nelle cose di ogni giorno, che porta il messaggio evangelico tra gli uomini. Un messaggio duro per i potenti, dolce per gli umili, consolatorio per gli afflitti. In quest'ottica è attuale anche per noi, fratello vivo cui ispirarci. Andare, predicare, evangelizzare. Il rischio di una idealizzazione aggiornata al nostro tempo appare pericolosamente incombente, perché la vita di Antonio è ricerca sofferta e cammino di conquista segnato a volte da fallimenti.